Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche a questa edizione flash del nostro audio video giornale della mattina, rigorosamente qui dalla redazione di Zoppola per quanto riguarda gli aggiornamenti. Allora, velocemente andiamo a vedere cosa è successo questa mattina, ma soprattutto durante la notte, anche perché ci sono delle importanti news. Allora, innanzitutto andiamo ad aggiornare il discorso relativo al sinistro della strada che è accaduto ieri sera nella frazione di Bando, in comune di Mossano al Tagliamento, lungo la strada regionale Pordenone 8. È deceduta una donna, si tratta di Luciana Dean, 66 anni del luogo, che si trovava alla guida della propria auto per le gravi ferite riportate. Sul luogo del sinistro hanno operato i vigili del fuoco del vicino distaccamento di San Vito al Tagliamento e i sanitari del 118 giunti dal nosocomio sanvitese. Grave, con conseguente trasferimento in eliambulanza a Udine anche per l'altro automobilista coinvolto. Meno grave invece la persona a bordo dell'auto condotta dalla vittima. Queste sono le notizie che ci sono giunte in redazione. Nuovo rintraccio di migranti tra ieri sera e stanotte nella zona di Gonars, in totale 33 gli irregolari accompagnati tutti all'ex caserma Cavarzerani di via Cividale a Udine. In corso il triage sanitario e poi la quarantena obbligatoria per legge. Solo una rete interconnessa di portatori di interesse può dare alla montagna lo slancio di cui ha bisogno per proiettarsi nel futuro. E questa è la filosofia con cui la Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la comunità di montagna della Carnia e la Fondazione Dolomiti UNESCO, organizza l'edizione 2021 della Summer Schul Dolomiti UNESCO. 3 giorni di dibattiti, talk, tavole rotonde attendono i partecipanti della quinta edizione intitolata Paesaggi e vivibilità, percezione, progettazione e governance. In programma per il 14 e 15 e 16 ottobre tra Forni di Sopra e Tolmezzo. Gli incontri toccheranno temi variegati tenuti insieme dal fil rouge della cultura del paesaggio e della sua gestione, l'arte legata ai paesaggi montani, lo sviluppo locale, i limiti e le opportunità dell'innovazione in montagna sono solo alcuni degli argomenti che verranno affrontati dai relatori. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visita all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.